Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero, la Smeccaorle ad un passo dai playoff. In pool promozione di Serie D, buona la prima per il Portogruaro. Sacile cade a sorpresa con San Vito, sconfitta anche per Casassa. La Fossaltese perde ma si qualifica ai playoff di promozione. Nel volley, un Portogruaro inarrestabile sogna adesso in grande. In prima divisione, Concordia Cavia Chioggia. I judoka Rizzetto e Drigo trionfano a Pordenone e volano agli europei di Malta. Sul neutro di Annone Veneto, Caorle mette in cassaforte altri 2 punti sfruttando al meglio il calendario che lo vedeva opposto alla Cenerentola Castelfranco. Sempre senza Markovic, costretto in Bosnia per dei problemi personali, i gialloblu, reduci dal trionfo con la capolista Oderzo, non sbagliano l'approccio al match e nel primo quarto piazzano subito un parziale di 23-11, controllando poi il vantaggio sino all'intervallo lungo. Pensando ad una partita tutta in discesa, a rientro in campo nel quintetto di coach Ferraboschi viene meno la concentrazione in difesa, dando modo agli avversari di recuperare il gap sino a rientrare in partita. Una tripla di Bordignon a 1,54 dalla terza sirena segna il sorpasso 56-58, al quale rispondono Rubin e Fantinato con 2 canestri in sospensione che mandano Caorle all'ultimo quarto avanti di 2. La partita diventa punto a punto riservando un'inaspettata sofferenza con Castelfranco che torna avanti sul 64-66 a 6-22 dalla fine per essere poi ricacciato indietro da una tripla di Dallovic. I litoranei sfruttano poi al meglio un paio di errori difensivi trevigiani per creare con Rubin e Fantinato il solco vincente e questa volta gestiscono sino alla sirena finale. Adesso all'obiettivo stagionale dei playoff a Caorle mancano solamente 2 punti. Intanto lo scontro diretto tra le prime della classe Oderzo e Jesolo ha incoronato gli Opiterginia, squadra regina della stagione regolare. Dietro continuano la marcia Jadran e Arzignano, ormai certe di essere ai playoff.
Sì, è stata una partita più difficile del previsto, anche se la partenza è stata comunque positiva. Poi magari un piccolo calo di concentrazione ci ha fatto sudare un po' più del previsto, però tutto sommato anche alla fine siamo riusciti a controllare bene gli ultimi minuti e a gestirli con abbastanza un po' di autorità, insomma, quindi nel complesso direi una buona prestazione, insomma. Ecco, hai trovato i tuoi ex compagni con un po' più di brio, diciamo. Sì, diciamo che li ho trovati un po' più combattivi rispetto anche alle partite precedenti. Li ho visti un po' più, sì, appunto, combattivi, un po' più gruppo, un po' più squadra, però insomma tutto sommato poi il copione delle solite partite si è ripetuto e alla fine è andata bene anche così per noi, ecco. Mancano 2 punti al traguardo dei playoff. Sì, 2 punti, ci sono 4 partite, bastano 2 punti, però noi abbiamo comunque la voglia di non guardare indietro ma provare a guardare avanti, quindi mancano 4 partite e possono essere tutte quante partite importanti, anche partite da vincere, quindi comunque proveremo per i 2 punti sicuramente che ci danno la tranquillità per i playoff, però per provare a guardare un po' più avanti anche per piazzarci nella griglia ai playoff con un buon piazzamento, ecco. Domenica altra partita sulla carta ampiamente alla portata con il Montebelluna. Sì, sulla carta è alla portata, però ricordiamoci che è comunque una trasferta insidiosa perché Montebelluna è comunque un campo non facile, la squadra è una squadra giovane che soprattutto in casa riesce a esprimere un gioco duro, grintoso e con molta intensità, quindi non sarà comunque facile e comunque proveremo a portare a casa il risultato sicuramente, ecco. Ed in pur promozione di Serie D la Pallacanestro Portogruaro ha esordito subito con una vittoria. Sul parquet di Via Lovisa i Granata hanno regolato 62-59 Cervignano, un successo conquistato nel finale dopo aver inseguito per 3/4 di gara, grazie ad un Osella scatenato che con i suoi 7 punti quasi consecutivi è riuscito a cambiare gli equilibri ad una partita alla quale Cervignano ha cercato di rimanervi agganciato. La Belli e Fantuz però hanno messo a segno i punti della vittoria. Partita difficile che gli avversari hanno condotto per 37 minuti, noi siamo stati sempre sotto di un margine di 5, 6, 7 punti che siamo poi riusciti a colmare negli ultimi 3 minuti appunto. Partita che noi abbiamo interpretato male i primi 2 quarti, mettendoci al loro livello di ritmo e di gioco, sfidandoli dove loro erano più forti, e questo ci ha condizionato. Poi nei secondi 2 quarti devo dire abbiamo trovato le giuste contromisure e siamo riusciti ad attaccarli dove erano più deboli e dove avevamo deciso prima di attaccarli. Per cui i secondi 2 quarti sono stati positivi, una buona risposta ai primi 2 e un buon viatico alle prossime partite. Ecco, una prima giornata che ha fatto già registrare dei risultati un po' a sorpresa. Sì, San Vito è andata a vincere a Sacile, cosa che per noi non va bene, nel senso che San Vito è una delle squadre che parte di rincorsa come noi. Capiterà perché la pool promozione permette alle squadre prime in classifica di prendersi magari qualche momento di riposo. Questo non toglie che noi momenti di riposo non ne vogliamo avere. Abbiamo deciso di onorare il nostro campionato per provare ad arrivare a tutti i costi quinti, per cui già nella partita di domenica scorsa i ragazzi mi hanno fatto vedere che ci tengono. Capiterà, noi dobbiamo già partire giovedì questo nell'infrasettimanale a vincere contro la prima in classifica, se vogliamo proseguire il nostro cammino nei playoff. Giovedì viene la Dinamo Gorizia che è prima in classifica insieme a Sacile
e noi dobbiamo provare a vincere perché sta nel campionato. Noi è come, siamo in fondo alla classifica, è come se dovessimo giocare sempre per salvarci, anche se siamo in pool promozione. Per cui ogni partita sarà durissima, anche perché si incrociano i gironi, quindi giochiamo con squadre che non conosciamo e loro non conoscono noi, per cui ogni partita fa storia a sé da adesso al 20 di maggio. È stata dunque una prima giornata che ha fatto registrare talune sorprese, vedi il KO di Sacile con un San Vito partito dall'ultima posizione e di Casarsa in quello che era da considerarsi già uno scontro diretto con il Sokol Trieste. Per noi Matteo Consonni. Esordio in pool promozione per l'Humus Sacile, che alla Pala Micheletto ospitava il San Vito Trieste. Grandissimo canestro in apertura di gara per Coretti, primo quarto che sarà un bellissimo botta e risposta tra lo stesso Coretti e Alberto Bovolenta, numero 16 qui in transizione fino in fondo. Canestro di potenza per lui ancora Bovolenta, spalla a canestro, si gira, gancetto, splendido canestro per l'ex Aviano, ma Coretti nel primo quarto è davvero incontenibile, trova altri 2 punti, riporta avanti San Vito, primo quarto che si chiude in perfetta parità con questo canestro con fallo di Chiesurin, punteggio 16-16 fino in fondo. Minelli, primo canestro di quella che sarà per lui una grandissima partita, qui fa saltare Chiesurin, si prende il palleggio a resti tiro, altri 2 per il numero 8, reverse di Dolcetti con San Vito che sembra allungare in maniera abbastanza importante nel secondo periodo, ma Sacile resta attaccata al match con Fabbro, ancora con Bovolenta dal centro dell'area, davvero bene con il gancetto in questa giornata Alberto Bovolenta. Tripla di Bellinvia che manda tutti negli spogliatoi con San Vito in vantaggio sul 33-31. San Vito che rientra benissimo dopo l'intervallo, trova 3 bombe consecutive con uno scatenato Dolcetti, prova quindi ad allungare nuovamente la squadra triestina, ma Bovolenta dà in là una reazione davvero da grande squadra di Sacile. Qui tripla per Tesolin, Sacile che rientra in partita, trova un altro canestro pesante con Bellinvia e allunga al termine del terzo quarto con questo canestro impossibile di Bovolenta, più 5 per la squadra di Brecciaroli, 55-50 il punteggio con Sacile che sembra controllare la gara, altri 2 per Simone Fabbro, ma si scatena Trieste che trova davvero una giornata incredibile dalla lunga distanza, 10/12, percentuale stratosferica per la squadra triestina, 2 bombe in fila qui per Minelli che si alza dal palleggio, partita tesissima, tiratissima, si va al finale, punteggio di perfetta parità con Sacile che con questa splendida circolazione di palla trova il canestro del sorpasso, 10 secondi al termine, attacco San Vito, palla che arriva tra le mani di Minelli che si alza per la vittoria, trova il canestro, rimangono 4 secondi sul cronometro, prova il tutto per tutto Sacile, ma il tiro di Tesolin si spegne sul secondo ferro, allora esplode la panchina del San Vito Trieste, prima squadra in questa stagione a violare il parquet del Pala Micheletto con il punteggio di 77-76, 20 punti per Bovolenta, 21 per Dolcetti. Trasferta difficilissima per il Casarsa nel primo turno di pool promozione contro il Sokol. Parte bene però la squadra di coach Raul De Stefano con la bomba di Pippo D'Angelo e con il solito jumper di Matteo Pignaton. Non si fa attendere però la risposta dei padroni di casa con la tripla di Slavez e la bella iniziativa di un ottimo Semez che arriva fino in fondo. Si presenta poi alla partita anche Sterle che trova un grandissimo movimento nel pitturato, primo quarto chiuso da questo bel jumper di Pignaton, punteggio 16 Sokol, 14 Casarsa che trova 2 punti da Prenassi, ottimo taglio del numero 17 che segna su assist di Cristofoli, tripla per Stefano Babic, nuovo allungo per il Sokol che trova 2 punti anche da Sterle che evita benissimo la stoppata di Prenassi. Sokol che andrà sul più 4 all'intervallo nonostante questo canestro di Giovanni Bondelli, 32-28 il punteggio in favore dei padroni di casa, 2 punti con il jumper per Cristante seguito subito dopo da un ottimo Samuele Prenassi. Prova a tornare nel match
Casarsa, ma è dominante nel pitturato. Sterle trova 4 punti consecutivi, qua non può nulla. Giovanni Bondelli, gancetto con la mano sinistra per il numero 16, allunga allora il Sokol sul +5 al termine del terzo quarto con questa bella penetrazione di Seno che subisce anche il fallo. Punteggio 48-43, prova allora Rizzi a bucare la difesa del Sokol in penetrazione. 4 punti consecutivi per lui, riporta Casarsa in partita. Altri 2 per Sterle fino in fondo anche Stefano Babic, ma la partita è tiratissima. Casarsa trova il pareggio con Matteo Pignaton. Siamo nell'ultimo minuto, arriva il canestro del sorpasso firmato Kojanec per il Sokol. 2 tentativi della lunetta per Seno, 0 su 2 per lui, ancora +2 per il Sokol. Ultimo tentativo per Casarsa che può addirittura trovare il canestro della vittoria, ma il tiro di Pignaton non trova neanche il ferro e recrimina un po' Casarsa per un possibile contatto sul tiro del numero 15, ma il punteggio finale è 59-57 per il Sokol, 16 per Sterle, 14 per Prenassi. E in promozione la pallacanestro fossaltese è uscita sconfitta con l'Azzano Basket. La classifica avulsa creatasi con le vittorie di Fiume contro il BVO e di Maniago con il Cordenos premia però i biancoverdi, che accedono comunque ai playoff in compagnia di Spili Basket, San Vito della stessa Alzanese. Ai playout invece il BVO Annone Veneto unitamente a Fiume Veneto, Palinsesto e Fontana Fredda. Si ferma il Maniago, mentre il Cordenons viene escluso a priori come da decisione del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia. Sì, a leggere il regolamento sembra che siamo passati come quarti, quindi ci dovremmo scontrare con la prima e seconda. Sono comunque 2 buone formazioni e poco cambierà aver appunto questa classifica. L'importante è esserci qualificati e adesso affrontare nel migliore dei modi queste sfide. Saranno dure, ma vedremo di mettere tutte le energie rimaste in queste 2-3 partite, sperando diventino ancora di più, naturalmente. Ecco, vi arrivate dopo una stagione un po' altalenante. Una stagione molto altalenante, una stagione in cui la squadra è cambiata molto, problemi con la struttura, qualche difficoltà anche a inserire le persone nuove, ad avere una mentalità sempre vincente. Ricordiamo che la pallacanestro fossaltese, da quando abbiamo lo sponsor RD, abbiamo fatto degli ottimi campionati, perché siamo partiti dalla prima divisione, siamo saliti in promozione, siamo arrivati subito ai playoff, abbiamo anche vinto la parte con il Pordenone, la parte della provincia di Pordenone, per dopo perdere ai regionali. E quindi una squadra che in qualche modo, dopo una serie di anni positivi, può avere un calo fisiologico e che deve anche cambiare. Non è sempre facile cambiare e restare sempre costanti. Comunque anche quest'anno fortunatamente i playoff li abbiamo agguantati e adesso vedremo di tirare fuori il nostro meglio. Sabato scorso era una sorta di spareggio appunto per vedere se arrivavate terzi o quarti. Avete perso, che cos'è che non è andato? Non è andato soprattutto la nostra concentrazione in attacco. Abbiamo subito fortemente una buona zona loro, che non siamo stati in grado di attaccare. Il tiro da fuori sicuramente non eravamo nella nostra migliore serata, e quindi con una zona ben fatta dalla squadra avversaria, a cui vanno i nostri complimenti. È una difficoltà ad avere delle percentuali sufficienti al tiro, ci ha portato a una sconfitta insomma, che ci stava tutta per i valori espressi in campo, e quindi un applauso all'Azzano. Nel Serie B femminile il calendario ha presentato il previsto turno di riposo alla Polisportiva Concordia. La capolista Muggia non ha fatto sconti alla ginnastica triestina e dunque le biancorosse, che ormai fanno corsa esclusivamente sulle giuliane, restano agganciate ancora ai play-out. Si ferma invece con Bolzano la serie positiva dell'Oma Trieste.
Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Il weekend della pallavolo ha regalato al Volley Team Club Bione Mare un nuovo ed importante successo. Il sestetto di coach Baldissin ha espugnato Treviso conquistando 2 punti che ne fanno abbandonare l'ultima posizione lasciata alla Duna Volley. La strada per la salvezza è sicuramente impervia ma è stata intrapresa. Il Bibione Mare ha vinto in rimonta andando sotto nei primi 2 set ma poi salendo in cattedra nei successivi aggiudicandosi il tie break 12-15. Un successo, il secondo consecutivo, che costituisce motivo di autostima per i ragazzi sandonatesi. In testa invece Prata continua a fare il campionato a sé, 3-0 a Cornedo, mentre alle spalle tengono il passo solamente gli altoatesini del Mosca Bolzano. Motta invece si è inchinata per 3-1 sul campo del Martellozzo Cordenons. Scendendo di categoria, andando in Serie C maschile, la pallavolo Portogruaro ha messo a segno un gran colpo in ottica playoff, andando ad espugnare con autorità il campo dell'Astra Volley. Era quasi una sorta di spareggio che i portoguaresi hanno fatto proprio a pieni voti al termine di una partita comunque estremamente combattuta. Adesso nel mirino vi sono i secondi della classe, i vicentini del Faizanè. Se questo doveva essere il primo di una serie di esami per capire se veramente siete da Serie B, possiamo dire che è stato superato a pieni voti. Beh, sabato abbiamo giocato una buona partita di squadra e nell'organico siamo al completo, abbiamo recuperato anche l'opposto da qualche partita e stiamo facendo buoni risultati. Serie B, parlare di Serie B è ancora presto perché ad ora abbiamo tutti gli scontri diretti e dobbiamo vincere tutte le partite per poter dire di voler fare il salto di categoria. Diciamo che sabato è stata una partita comunque tirata al di là del 3-0. Sì, certamente la Stravolla è un'ottima squadra e ci ha messo molto in difficoltà. Siamo stati eroi noi a limitare gli errori e a concludere i punti decisivi. C'era magari qualche timore per questo filotto di partite tutte esterne e sono arrivate solo vittorie. Beh, sicuramente il filotto di partite esterne non è ancora concluso perché ne abbiamo ancora 2 fuori casa e 2 in casa più un turno di riposo e finora diciamo che sta andando bene.
prossima partita si gioca ancora fuori casa, si gioca a Montebelluna con il Monte Volley ed è la Cenerentola del girone, non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile. È ovvio che, come sempre in questi casi, bisogna tenere ben alta la concentrazione. Giusto appunto, la Cenerentola sì, però ha messo in difficoltà più di qualche squadra rubando molti set, se non riuscendo seppur andare a punteggio pieno, però da filo da torcere e non dobbiamo affrontare questa partita con leggerezza. In Serie D femminile, turno di riposo per la pallavolo Portoguaro. San Stino invece brinda finalmente al ritorno al successo, 3-1 contro il San Domenico Savio, classifica che non si è rimessa completamente al bello. Le liventine restano in zona play-out, ma è stata comunque una notevole iniezione di fiducia in vista di un finale di stagione comunque pieno di insidie, ad incominciare dalla prossima partita, quando saranno di scena sul campo della capolista Cadoneghe. In prima divisione ci si attendeva invece una risposta importante della pallavolo Concordia alla bruciante sconfitta subita 7 giorni prima a Ceggia, che ne aveva fatto perdere la seconda posizione. A Chioggia invece è arrivata un'altra battuta d'arresto, le biancorosse si sono inchinate al tie break limitando i danni, ma la sostanza delle cose non cambia. Il cammino verso la promozione è ritornato a farsi in salita, anche se nessuna intenzione di mollare. Ci eravamo ritrovati l'ultima volta festanti dopo una grande prestazione in casa con il Volley Clodia, eravate secondi, ahimè poi in queste 2 settimane qualcosa non è andato. Sì, non tanto la partita di sabato a Chioggia, ritorno, è stato un 3-2 abbastanza combattuto per i primi 4 set, poi l'ultimo proprio non c'è stata partita a loro favore. Il problema è stato più che altro 2 settimane fa con il Ceggia, dove siamo arrivati con una formazione non proprio al massimo delle energie e delle forze e abbiamo buttato via 3 punti che potrebbero risultare pesanti vista la classifica adesso come adesso. Però ne abbiamo ancora altre 7 partite, 21 punti, siamo sotto di 2, abbiamo ancora tutto il tempo per rimediare a questa situazione. È però un dato di fatto, insomma, questa squadra quando deve fare il salto di qualità definitivo, è successo lo scorso anno, è successo l'altro anno ancora, c'è sempre qualcosa che non quadra. Sì, stiamo cercando sinceramente di capire anche noi con i dirigenti, insomma, come mai queste situazioni, perché avevamo assolutamente il coltello dalla parte del manico e purtroppo adesso ce l'abbiamo dalla parte della lama nel giro di pochissimo, perché in 2 settimane neanche il tempo di capire dove eravamo e chi eravamo e siamo di nuovo in difficoltà. Non importa, le ragazze devono pensare solo ed esclusivamente al campo, devono pensare a vincere, devono pensare a cosa fanno le altre squadre, le altre concorrenti, e vedremo tra 7 partite in che posizione saremo. Io mi auguro sicuramente di poter esprimere un gioco come le ultime 3 settimane e in quel momento avremo raggiunto sicuramente il nostro obiettivo. Sabato arriva il Marcò, la quarta in classifica, scontro assolutamente da non perdere. Assolutamente sì, oltre che da non perdere deve essere uno scontro dove portiamo a casa 3 punti. Ne abbiamo parlato proprio prima di allenamento con le ragazze, loro sono determinate e convinte a raggiungere questo obiettivo. Consce che non sarà facile, visto anche il periodo che stiamo attraversando, ma proprio questa coscienza da parte delle ragazze di non essere al top della forma mi rincuora e mi rassicura che sicuramente la partita sarà di ottimo livello. Quello del Judokai Atena Portoguaro è stato un fine settimana alquanto intenso sotto il profilo degli impegni. I judoka portoguaresi si sono fatti onore a Pordenone, dove si è disputata una delle tappe del Grand Prix di Catà. Abbiamo fatto un weekend molto intenso, partendo appunto da questo torneo del Grand Prix italiano, dove la nostra coppia di giovani, perché sono
molto giovani, cioè under 21 diciamo, Andrea Rizzetto e Drigo Tommaso, che hanno vinto la prova del Randori No Kata e tra l'altro appunto si sono qualificati per gli europei di Malta. E sempre questa coppia nel Nage Kata completo è arrivata al quinto posto, davanti diciamo avevano le coppie più blasonate, quindi continua la loro crescita diciamo tecnica e con un'ampia possibilità di miglioramento. Poi noi, io e Marco, siamo classificati al terzo posto. Ricordo che Marco aveva una brutta distorsione al ginocchio, quindi diciamo che abbiamo fatto il meglio che potevamo fare. Mentre poi sempre per quanto riguarda il kata, la coppia di Juno Kata, Giulia Zonta e Bozza Caterina si sono classificate diciamo al settimo posto. Io e la mia compagna Giulia gareggiamo con delle coppie molto forti che arrivano prime, seconde, terze campionati italiani, europei e anche mondiali, quindi il livello nel nostro kata è molto alto, però noi abbiamo dato il meglio di noi stesse, abbiamo comunque fatto un buon punteggio e migliorando di 20 punti circa quello precedente si può dire anche comunque di essere soddisfatte in questa cosa, cioè in questa gara. E il giorno dopo la cosa avevamo in campo diciamo nel tatami a Pordenone 35 bambini per il campionato provinciale Libertas che si sono ben comportati, insomma tantissimi primi, secondi, terzi posti, e qui noi puntiamo moltissimo, infatti anche la domenica precedente diversi primi posti al Criterium a Sacile, che è una gara abbastanza importante, mentre avevamo a Genova con i Master al campionato nazionale Master Alessio De Bernardi che si è classificato al quinto posto. Anche lì c'è una battaglia agguerrita tra i master per portarsi via il titolo italiano, quindi è molto difficile. È un quinto posto, ho visto anche le categorie e le pool, insomma molto, molto prestigioso. Siamo in mezzo alle ragazze della New Gimnica Portogruaro alla vigilia di una gara del campionato regionale con Rita Sartor. Dunque, di che cosa si tratta nello specifico? È una gara appunto regionale ad Azzano Decimo, è una gara che porterà comunque a chi si qualificherà di tutte queste bambine a una fase nazionale. Accanto a me Eleonora Casillo, dunque pronta per questa competizione? Sì, anche se dopo 14 anni è comunque emozionante, soprattutto su trave, e gareggeremo su trave, corpo libero e volteggio, e alcune anche su trampolino. Ecco, ovviamente l'obiettivo è di proseguire e di riuscire ad ottenere le fasi successive. Sì, arrivare ai nazionali, se si riesce. Ecco, tanti anni che tu pratichi questo sport, come hai detto, è sempre quindi un'emozione provare anche a misurarsi a livello molto più alto. Sì, soprattutto nelle gare di Torino e di Pisa, perché erano delle nazionali e quindi comprendevano anche più ragazze.